Nero da Vicenza. È il Nero da Vicenza. No, aspetta un fiantino, sono in confine a Montebello. Tra confine, agora cucina in provincia di Verona e Salotto in provincia di Vicenza, sono neutrale. Vuol dire fare il cammino in bocca al gatto a Valletta Nova. E allora tu non hai una squadra del cuore, insomma, sei proprio a metà Agora la strada. squadra del fegato, perché ho un fegato grosso così, perché quando chi fa il derby si sente un casino, è vero. A me fa male a rece, perché mi faccio i turni e... Elisabetta, come lo vivi tu questo derby? E poi il rapporto tuo con il calcio, hai portato delle foto in cui tu giocavi a calcio, giusto? Sì, diciamo una carriera non esattamente brillante, però diciamo che non mi sono fatta mancare nemmeno questa parentesi. Scusa, come ti chiami, cognome? Vuoi comprare il cartellino, Nerio? No, ma ti chiami Galina o Gattina? Gallina. Ah, gallina, no. vabbè, Sono una non- specie tutelata oggi. Ah, bene. Non ti preoccupare. Senti, oggi tifi Hellas, assolutamente. Ma assolutamente sì, io sono cresciuta con l'Hellas nel cuore, insomma. Raga, i capelli gialli, Ho anche vestito i miei blu. fratelli là al Menti che stanno tifando, quindi diciamo che una parte della famiglia Gallina è là in prima linea attiva. Senz'altro, ecco, il derby ha anche una componente emotiva molto forte. Ricordiamo anche questo piccolo record che ha anche l'Hellas in Serie B, insomma 11.500 abbonati se non sbaglio quest'anno. Sì, ha superato quindi la davvero soglia. un record incredibile. Vicenza è anche logisticamente a portata di mano, quindi sono certa che ci sia un grande pathos sullo stadio. Mi piacerebbe essere anche lì in questo momento. Nero, hai sonno? Ah, no, perché ho fatto i turni a Conceria con la Grasso e Piovene e Rocchete. Aspetta. Allora ogni tanto mi pisocco. Aspetta. È iniziata la partita, è iniziata la partita. Guarda Gigi che oggi sono venuta innanzitutto per tutelare le mie ragazze da questo Nero da Vicenza. Sapevo della sua presenza e vedi che ho fatto bene ad esserci. Brava Gallina. Cosa diceva? Tua mamma te ne ha dato qualche schiaffo? A me dava cinquine e ambo, quaterna, a me dava che schiaffoni. E mi sono svegliato, sì, è vero, mi sono svegliato. Io volevo coinvolgere Nero. Nero, Sì. ti stai divertendo? Eh? Ti stai divertendo? Ah sì, perché c'è una cosa, diciamo, ecco, aspetta che... Ah no, sta facendo rivedere il gol, Allora c'è qua paura. No, diciamo che sì, perché già intanto è già in pareggio, insomma, speriamo che adesso il nostro Verona, perché insomma a fine gol 6-8 più grande che già in provincia di Verona. E Cucinino, che è proprio un angolo cottura, già in provincia di Vicenza, quindi tifo Verona. Ecco, e quindi speriamo un attimo che De Farga, mi sto godendo abbastanza, insomma, già beh, a trasmissione, già bravo il Gigi, quel che già vicino. Molto bravo. Andiamo in pubblicità. Già bravo. Grazie Prego, Nero. guarda, beh, ecco Gigi, siccome a Gallina sei di buon auspicio, invece per te che sei un buon auspicio, siete voi. Gol del Grosseto. Gigi nel frattempo Sforzini sigla la rete di testa, quindi Grosseto 1, Crotone 0. Sono io nel mirino oggi, allora speriamo che sia finita adesso. Sei Grosseto o Sforzini? Io vedo adesso in televisione, sei Grosseto o Caiù, guarda. Sì, sembra un po' pesantito. Che squadra giochi? Allora, nel Grosseto. facciamo un così. Scusa Gigi, volevo dire una cosa, adesso giustamente Elisabetta Gaina ha fatto giustamente il preambolo per la sua nuova trasmissione Sei a casa, però Gigi so che sei un po' timidino, però la faccio io il promo per la tua trasmissione, che la prossima trasmissione sarà Sei a Via Monga. No, invece, Nereo, ti stai divertendo? Ci sono un sacco di belle donne oggi in Ah, che studio. sacco di stroppe, è vero? Allora, guarda, ti dico, la prossima volta vai ancora? Vai ancora? Veramente? poi, sai che ma parli- infatti, ma al posto tuo che stava bene a Ioana. Sì. Sai che parli meglio vicentino che lo veronese? Ah, è vero? Disito? Sicuro? Sì, ma facciamo vedere al Mi pubblico. fa mai recce però. Puoi far vedere al pubblico come ti sei presentato, la calzatura, perché è molto interessante la calzatura Allora, di vai a Nereo. finire. Fai vedere, no, Posso alza. anche dirti chi è che t'ha cagato? Ma fai vedere la Va calzatura. bene? Ho smontato il turno a Concerie con la Grasso e Piovene e Rocchete, sono io così come Zero, con le savate. Sei a Vicenza come dico, piane. E Pianè. Perché sto partecipando al concorso, ma come cazzo ti vesti che fermo su Facebook? Non capito. Ecco, ti hai capito. Ecco. Quindi con la mutanda. No, allora- mutanda, sei Bermuda. Ah, dai. sei Bermuda. Lo so che ti non ti puoi portare perché te hai il pannolone, però
Allora, Elisabetta era molto meglio, era più un bel vedere con Luana qui, no? Che abbiamo con Dicevo Nero. molto meglio. Però il Nero è simpaticissimo, noi vi vogliamo Grazie. molto bene. Grazie. Vuoi lanciarla tu la pubblicità? Fate insieme. Lancia Tu e Giulia, pubblicità. lanciate la pubblicità. Pubblicità.